Buonasera. Benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Entula, grazie per essere qui. Ringrazio anche la libreria Mielamaro che ha i libri di Paolo Piras e ringrazio il teatro che in questo momento è gestito dalla compagnia Teandric. Anzi, ne approfitto per ricordarvi che se foste interessati a laboratori teatrali, fuori ci sono le locandine, ma qui con la maglia rossa c'è Claudio a cui potete chiedere. Ringrazio naturalmente Paolo Piras per aver accolto il nostro invito a concederci le prime presentazioni nazionali di questo Vertical, il romanzo di Gigi Riva, e grazie a Celestino Tabasso che dialogherà con lui. Buona serata. Grazie. Mi sono perso gli occhiali, lo sai. No, quindi sì, guarda, sono la questione vuota, è la prima notizia della serata e quindi andremo a memoria. Fortunatamente ho letto il libro. Non è da poco, nel senso che io no, per esempio. Tu no, tu hai solo scritto e quindi non hai idea, ma adesso te lo spiego io. Però vorrei partire per darmi un tono e far vedere che i giornalisti sono colti dal viaggio dell'eroe, un po' perché è una suggestione antropologica che sento forte e un po' perché mi hai chiesto tu poco fa a Barcellona di parlarne, mi hai detto partiamo dal viaggio dell'eroe perché è interessante. Bene, partiamo pure dal viaggio dell'eroe. Paolo Piras. Intanto, ancora prima di cominciare questa presentazione, siamo in un teatro, è inevitabile che io ricordi con voi Tino Petilli. Ciascuno cerca di prendersi sempre un pezzetto di questi grandi personaggi, lo faccio anch'io senza paura di sembrare importuno. Tino Petilli mi fece un regalo enorme quando ero giovane, diciamo, tra virgolette, e cominciavo lui a già recitava. Come? Lui già recitava. Pensa, esatto. Eravamo coetanei praticamente. E Tino mi diede in regalo la sua voce, nel senso che facevo il primo stage in Rai e cercavo di fare dei pezzi, di cominciare a scrivere per il telegiornale, però era proibito per questioni di possibile causa legale andare in voce e essere firmati, cioè non potevo scrivere il servizio di Paolo Piras essendo uno stagista. Quindi Daniela Pettinau e Tino Petilli mi fecero dono della loro voce per leggere i testi che io facevo, dando loro un altro livello di significato che la mia voce non avrebbe mai dato. E quello era un dono molto importante per quel tempo. Tino poi era una persona che ha lavorato per tanti anni come speaker in Rai e quindi sapeva perfettamente come non prendere troppo sul serio un'azienda come la Rai dove io lavoro. Era una persona molto divertente, molto divertita. Da qualche parte ci sono dei file audio con degli scherzi che faceva durante le conduzioni del giornale radio, molto divertente e divertito. Era una persona che ha arricchito la vita di tanti qui dentro e che ha aiutato a crescere, a nascere il teatro a Cagliari, quindi mi sembrava giusto cominciare così. Grazie, mi associo a questo ricordo. Devo dire che Tino Petilli è stato uno degli intervistati che mi hanno dato più soddisfazione, questo mix, gli occhiacci alla Orson Welles e la voce scamosciata alle sigarette, insomma, devo dire che sì, a me non sono mai stato doppiato da Tino Petilli, deve essere una soddisfazione. Assolutamente. Neanche al Miento mi ha mai doppiato. Eppure doppiava, eppure un piccolo speaker. Petilletto, diciamo. Ma parlavamo del viaggio dell'eroe, mentre io consideravo che poi dovrò tornare a Barcellona a recuperarmi gli occhiali, ma questa è un'altra storia. Cos'è il viaggio? Chi sia l'eroe è evidente già dalla copertina di questo libro, mentre il viaggio... La parola eroe
è una di quelle parole consunte dall'eccesso di uso, diciamo, sono di quelle parole che poi diventano delle scatole vuote perché le usi anche quando non serve usarle. E sono parole anche scivolose a volte. C'è il presidente uscente dell'ordine dei giornalisti che volevo salutare. Buonasera Francesco Birocchi, con calma. Ha trovato parcheggio Francesco Birocchi. Scusami, parlavamo del viaggio dell'eroe dentro Francesco. Era una delle prove che voi tutti dovevate affrontare per venire qui, insomma, ci tenevamo. Sì, perché è un posto comodo per il parcheggio, grazie anche a noi e ai compagni che sono venuti ad ascoltare. E quindi va bene, il problema di dire eroe ogni quarto d'ora ovviamente svaluta la parola. Che succede? Che Riva è eroe per tante cose, lo è forse soprattutto per aver accettato un destino possibile di sconfitto. Perché sapete, ora si usa soprattutto dire che uno è vincente o perdente ed è una pessima dicotomia. Invece lui è stato eroe perché ha vinto, perché ha fatto un'impresa scintillante e irripetibile, ma è stato eroe anche perché a un certo momento ha scelto di rinunciare a tanti soldi per un destino che sapeva poter essere di sconfitta. Questo secondo me è essere eroe. Dopodiché però, che succede? Se tu vai a ricostruire, ed è quello che ho provato a fare nel lavoro di questo libro, tutte le tappe del viaggio di Gigi Riva, dalla sua infanzia terrificante, legata soprattutto alla perdita di tutti e due i genitori di una sorella, la desertificazione affettiva arrivata troppo presto, poi alla lenta crescita come campione, alla apoteosi e poi al momento della parabola discendente. Ecco, in tutte queste fasi si riconosce qualcosa che viene codificato in un libro che viene chiamato Il viaggio dell'eroe, che a sua volta è un saggio antropologico che deriva da una serie da Propp in giù, da tutti coloro che si sono occupati del mito e della fiaba. Ecco, l'eroe viene chiamato all'azione, viene chiamato al viaggio, quindi a muoversi verso una meta sconosciuta, si trova di fronte a degli ostacoli, delle prove che deve superare, trova dei mentori nella sua strada, figure paterne o materne che lo istradano verso la direzione giusta del suo sforzo di eroe, incontra compagni d'arme, costruisce una compagnia che io ho chiamato l'Armata Bianca, i grandi giocatori del Cagliari dello scudetto che sono stati essenziali per l'impresa finale, e poi affronta le prove fondamentali, quelle che portano all'impresa. Tutte queste cose sono dentro la storia di Riva in maniera naturale e sono quelle che vengono descritte nei manuali di sceneggiatura di tutto il mondo come gli elementi essenziali per costruire una storia. La storia di Riva è la storia di un eroe sia per come si è svolta, sia per come può essere narrata. Non sempre un eroe può essere narrato come eroe, in questo caso Riva da questo punto di vista è questo. Parlavo di Orson Welles, prima mi è venuto in mente appunto quando Welles in un film molto famoso dice l'Italia del Rinascimento ha vissuto guerre, tradimenti, massacri, ha tirato fuori però appunto il Rinascimento, arte, architettura, pittura. La Svizzera ha avuto secoli di pace e ha inventato l'orologio a cucù. Senza questi traumi rispetto ai quali probabilmente voleva riscattarsi o ribellarsi, Riva, secondo te, il tuo personaggio Riva, sarebbe stato lo stesso eroe che è tuttora? Era una domanda non concordata. In realtà, no, te ne prego. In realtà io credo che la particolarità di Riva era proprio che è vissuto in un momento e in un luogo in cui il talento puro poteva essere riconosciuto. In Italia non c'è niente di più serio del gioco e del gioco del calcio in particolare.
il gioco ha le sue regole e le sue regole non possono essere infrante. Tu non puoi stare in un campo di gioco del calcio e prendere il pallone con le mani e portarlo verso la porta. Semplicemente è una cosa irricevibile, non puoi andare avanti nemmeno continuare il gioco. Invece nella gran parte degli altri campi in cui ci si può far strada, il pallone lo puoi prendere con le mani, puoi portare in porta, puoi segnare, puoi sputarci sopra, puoi anche dare un calcio al portiere mentre stai arrivando in porta, puoi fare tante cose che invece nel campo non ti sono consentite. Quindi nel rettangolo di 110x60, soprattutto in quel tempo in cui il calcio era ancora un affare di, appunto, di eroi e di mitologi, tu potevi far valere il tuo talento, se il tuo talento era così puro e forte. Il talento è l'applicazione messa nel costruirlo. Le ore e ore a tirare in porta, a cercare di colpire i pali e le traverse, a affinare il senso della porta, il capire dove è la porta anche quando sei di spalle, pressato da due avversari in una posizione infelice. Tutte queste cose facevano sì che Riva quel suo talento lo potesse far splendere in maniera pura, rimanendo in qualche maniera immune da tutto quello che era fuori dal campo, il prendere il pallone con le mani. Quindi da questo punto di vista sì, forse Riva sarebbe stato un grande anche in altre situazioni. Sicuramente la rabbia, la forza d'animo, la carica incredibile che si vede in qualsiasi sua esultanza dopo il gol, questo suo gesto a V rovesciata, che è come se stesse scaricando in una messa a terra un fulmine di una rabbia che gli viene da chissà dove, o meglio lo sappiamo da dove. Ogni gol diventava uno sfogo, un misto di gioia e rabbia. È chiaro che queste cose non passano attraverso un gioco normalmente, diventano qualcos'altro, ed ecco probabilmente questo passaggio ha creato in Riva qualcosa in più, quel qualcosa in più che riconosciamo. Ed è una mitologia che ha trovato anche dei grandi mitografi. Poco fa ci chiedevamo, in realtà io chiedevo a Paolo, poi Paolo non ha fatto tempo a rispondermi perché nel frattempo siamo arrivati qua e cioè hai perso gli occhiali? E io sì, ho preso gli occhiali da lettura, perché sennò se dico che ho preso gli occhiali e continuo a tenerli addosso sembro un pazzo, quindi sto parlando degli occhiali da lettura. Però questa me la ricordo perché stavamo venendo, quindi dicevo, ma si alimentava reciprocamente quella leva di campioni e quella leva di cronisti, perché raccontare le gesta di Riva, c'erano giornalisti che si chiamavano Brera, Ghirelli, Arpino, un giovanissimo Gianni Mura, cioè delle firme che hanno insegnato a molti il gusto per il giornalismo, anche semplicemente così, la concezione dell'italiano come un'arte marziale, per cui tu ci puoi fare qualunque cosa con quella lingua. È un mito che, insomma, quale dei due poli deve più all'altro? Noi avremmo Mura se non ci fossero stati i Riva, noi avremmo dei Riva se non ci fossero stati dei Brera che all'epoca ce li raccontavano da par loro. È un'azione reciproca molto importante. Partiamo da un presupposto. A quel tempo la televisione faceva vedere pochissimo e quindi chi poteva raccontare davvero come giocavano i campioni erano i testimoni oculari, quelli che andavano allo stadio, i giornalisti. La televisione mostrava i gol, mostrava alcune azioni, ma non mostrava come si dipanava il gioco, non c'era una continuità di racconto maniacale come quella che esiste adesso, in cui il calcio viene sezionato anche meritoriamente da molti giornalisti capaci, ma chiaramente non ha bisogno di essere raccontato.
tra le immagini, tra quello che succedeva in campo e il pubblico c'era lo spazio del mito, lo spazio di qualcuno che doveva raccontare, perché era necessario che raccontasse. Quindi queste persone non solo erano degli straordinari cantori, erano anche potenti. Erano potenti a quel tempo, perché a quel tempo essere giornalista ed avere in mano le chiavi del racconto del calcio voleva dire saper anche tirare la giacchetta all'allenatore o al commissario tecnico di turno e a volte dettargli la formazione e contendersi questo compito. Quindi c'erano due scuole, semplifichiamo, quella milanese e quella napoletana, quella di Antonio Birelli, di Gino Palumbo, romani, napoletani, e dall'altra parte di Gianni Brera, di Giovanni Arpino, poi di un giovane Gianni Mura, che si detestavano, si menavano. Una volta Gino Palumbo, passando per la tribuna, Gianni Brera lo ignora, non lo saluta, lui gli passa a fianco e gli dà un buffetto che in realtà è il ceffone. Gianni Brera si alza e gli dà un cazzotto che lo manda per terra sanguinante. Quindi un alato scambio di retorica. Questi due erano degli straordinari giornalisti, ma evidentemente si detestavano a ragion veduta, perché c'era in gioco molto di più di un semplice racconto. Che succedeva? Che chiaramente anche lì poteva esserci un po' di polarizzazione, nel senso che se tu hai una concezione del calcio, quell'altro ne ha un'altra. Calcio difensivo per Brera, cioè la ricetta del calcio all'italiana era la capacità di tenere la squadra a femmina, una delle tante cose razziste che diceva Brera, perché era buonanima, uno straordinario scrittore. Adesso sarebbe in carcere. Esatto, quindi doveva aspettare per poi tornare in contropiede. E dall'altra parte c'erano coloro che volevano il calcio spettacolo, la manovra ariosa e così via. In questo mezzo c'era il Cagliari di Riva, che in realtà aveva un po' di tutte e due, perché aveva il libero, ma il libero era Tomasini prima e poi c'era, ed era un libero che aveva la capacità di alzare la testa, di direttare l'azione, di portare o il lancio lungo o il gioco sulle fasce. I terzini sapevano tranquillamente arrivare sulla linea del fondo e crossare. E dall'altra parte c'era quindi la possibilità di concentrarsi sulle imprese di Riva. C'è forse una data che io azzardo dentro il libro, nella quale le due scuole si mettono d'accordo, ed è un Cagliari-Roma, o meglio un Roma-Cagliari all'Olimpico, che finisce 1-4 per il Cagliari. Quando stanno uscendo dal campo i giocatori del Cagliari, il pubblico dei romanisti si alza tutto in piedi e applaude. Lo stesso Riva, ci sono delle immagini molto famose, se voi avete mai visto Riva che si spreme una spugna sulla testa per bagnarsi e parlare in maniera stupita con il massaggiatore Domenico Duri, era proprio mentre usciva dal campo e sentiva questi applausi incredibili di un'intera tifoseria, non per niente facile, come vi sarete accorti anche adesso, che però tributava questo omaggio. E questo omaggio viene raccontato dai giornali dell'epoca, da Gino Palumbo da una parte, da Brera dall'altra, e in quel momento tutti capiscono che c'è un'epica da narrare. Che succede, per tornare alla sua domanda? Che l'epica non solo a volte crea gli eroi, ma quasi li costringe a comportarsi di conseguenza. Riva diventa un personaggio mitologico già nel farsi della sua carriera e in qualche maniera è come se adeguasse il proprio comportamento alla narrazione che se ne fa. Lui sente la responsabilità di quello che queste penne, Brera letteralmente innamorato di Riva, anche perché il suo paese era lombardo, giustamente, queste penne dicono di lui. E in qualche maniera l'epica crea l'eroe e non viceversa. E in questo senso contribuisce a far splendere questo personaggio anche adesso. A proposito di Brera, come mai non l'hai intitolato Rombo di tuono ma verticale?
Perché vertical, ombre verticale, secondo me anche lui lo ha detto, il soprannome che piaceva di più a Riva, che lo descriveva in maniera più rotonda. Rombo di Tuono fu coniato tra l'altro dopo lo scudetto nel 71 in un Inter Cagliari 1-3, poco prima del secondo grave infortunio di Riva al Prater, in cui lui mostrò una potenza di tiro ulteriore, che era poi una delle sue grandi caratteristiche, saper colpire alla massima velocità con la massima potenza. Ed è sicuramente una parte, perché come giocava Riva è una delle cose che io ho cercato di spiegare a tutti quelli che non lo hanno mai davvero visto giocare, incluso me. Sono andato a parlare con Regi, con Riccardo, con Thomas, con i grandi dell'Armata Bianca che lo hanno conosciuto e marcato per farmi dire: ma Riva perché era così forte, come giocava? E quindi, come dire, queste cose raccontavano, Rombo di Tuono raccontava questa cosa di Riva, ma vertical è uno stato dell'anima. Riva ha imparato a essere verticale nei campetti del suo oratorio, che erano uno sterrato infame, come è giusto che i campetti dell'oratorio siano. Tutti noi ci siamo Questo letteralmente rovinati. Come? Anticlericalismo, perché no, perché è formativo. E la sofferenza è comunque, come dire, ci tengono anche portano ascesi. Esatto, ascesi, portare ascesi. In questo senso il ragazzo figlio della guerra, che ha due abiti, uno per andare a scuola e uno per la domenica a messa, se cede al contrasto fisico e cade a terra e si strappa i vestiti, poi le prende, giustamente. Quindi impara a stare verticale, a non cadere. E non per questo a levare il piede, che era la caratteristica principale di Riva. Riva non ha mai tirato indietro il piede, Riva lo scontro fisico piaceva. Addirittura? Sì, ma lui lo ha detto quando era su un letto d'ospedale, dopo il primo grave infortunio, quello col Portogallo, in cui saltarono tibia e perone, mi pare, o il perone il piede addirittura. Lui disse: spero di trovare subito qualcuno che mi meni, così non ho paura di tirare indietro il piede e mi abituo subito, perché quella era la sua forza. La sua forza è che quando Riva calava verso la difesa era come se il campo improvvisamente fosse in pendenza, lui in discesa e gli altri in salita, e lo vedevano arrivare come una valanga dalle colline con una difficoltà pazzesca a capire se accorciare, se allungare, se cercare di inseguirlo, se cercare di tagliargli la strada, perché comunque lui sarebbe rimasto verticale. E questa è stata la sua postura per tutta la vita. Lui è rimasto verticale perché sapeva che uno strappo poteva essere irreparabile, perché sapeva che cadere sarebbe stato pericoloso per la sua stessa identità, per la sua stessa natura, e quindi verticale è rimasto. Lui è rimasto ovviamente, notoriamente verticale anche sotto la pioggia di offerte, di proposte e di lusinghe. È concepibile una cosa del genere, come? Nel senso che quello che gli veniva proposto non era tanto di andarsene, cadi pure tanto sei vuota, cara la mia custodia, cioè alla fine si trattava di andarsene da un posto dove sì, era stato accolto bene, ma non era strapagato, e sicuramente la potenza societaria del Cagliari non era tale da prospettargli chissà quale carriera. Quindi perché? Per quanto riguarda vabbè, qua non ci sono nemmeno gli occhiali. Per quanto riguarda i rifiuti di Riva, per cercare di capire meglio, ho provato ad attualizzare, tra virgolette, il valore degli ingaggi che aveva. L'ingaggio massimo che si è ipotizzato sulla base anche di cifre non scritte, proprio andando per eccesso,
il suo ingaggio portato a moneta corrente in euro adesso più o meno è equivalente a quello del 18° in ordine di ingaggio del Cagliari Calcio dell'anno scorso, cioè un Cagliari che si è salvato a malapena, quindi un giocatore che faceva qualche partita, non un titolare, perché è cambiato tutto. Ecco perché Riva non può, da questo punto di vista, una cosa di questo tipo non può più esistere. Ma contemporaneamente Riva aveva questi soldi che gli bastavano per essere benestante e per cercare di investire qualcosa, ma non certo per sistemarsi, per la vita. I soldi che gli stava per dare Agnelli, quella famosa contropartita con lo scambio con 6 giocatori e 1 miliardo in qualche anno. Agnelli offriva 6 giocatori più 1 miliardo per Riva. Più o meno alla fine è questo il calcolo, 2 miliardi in tutto, quindi 6 giocatori più 1 miliardo. E tra quei giocatori c'erano Cuccuredo, Gentile, cioè gente che avrebbe trasformato il Cagliari in quel momento. A quel punto si sarebbe potuto sistemare per la vita e di sicuro avrebbe vinto altri trofei. Io spesso faccio questo giochetto qui perché succedono molti momenti di bivio in cui Riva sceglie sempre la stessa strada, oppure altre volte il destino aiuta, ma in un universo parallelo Riva magari va alla Juventus l'anno prima dello scudetto del Cagliari. Il Cagliari si prende quei soldi, costruisce una squadra sempre molto forte che arriva seconda, magari terza, quarta, poi torna giù perché la naturale inerzia delle squadre provinciali contro le squadre ricche, e nel frattempo Riva vince 4-5 scudetti, va in Europa, fa le Coppe dei Campioni, diventa pallone d'oro, cosa che non è diventato perché c'era Rivera che aveva vinto la Coppa dei Campioni e quindi Rivera ha preso il pallone d'oro. A perderci era sempre Riva in questi bivi, era sempre Riva, non era il Cagliari. Poi sì, il Cagliari chiaramente a Rica si è mangiato le mani nel momento in cui arrivava quell'offerta che avrebbe cambiato radicalmente il Cagliari, ma il Cagliari che avrebbe fatto con quella squadra? Sarebbe arrivato terzo, quarto, secondo e poi sarebbe sceso e non avrebbe potuto vantare una bandiera in peritura come quella di Riva. Riva sarebbe stato amato lo stesso. Se fosse andato a Torino in quel momento, non è che il popolo sardo lo avrebbe ritenuto un traditore, lo avrebbe amato comunque. Nonostante questo ha scelto, ripeto, è quello l'eroismo, di affrontare un destino di probabile sconfitta, andare avanti lì e rinunciare a sistemarsi per la vita. Sì, però erano tempi prima della sentenza Bosman, quindi se a Rica avesse detto amico, fai la valigia e parti perché ti abbiamo venduto, lui in teoria non avrebbe potuto eccepire niente. Quello era un patto tra gentiluomini. In realtà Riva era talmente forte, talmente carismatico che quel patto non si poteva violare e non l'avrebbe mai violato nemmeno Enrico. Non poteva dirgli sì mentre lui diceva no, e lo sapevano tutti quanti. Quello che è vero è che in un mondo come quello di adesso, dove ciascuno degli agenti e procuratori guadagna percentuale dai passaggi di proprietà, è impensabile che un giocatore come Riva non faccia almeno un paio di salti di casacca. Questo non potrebbe più succedere, è chiaro, ma in generale non potrebbe più succedere un Gigi Riva, questa è la verità. Allora, io ho dimenticato di dire in apertura che questo libro è molto ben scritto. Sarebbe facile, no? Lanciarsi anche, per esempio Paolo Piras non scrive mai che per Riva avere Greatti dietro era un'assicurazione, che insomma io l'ho letto tutto aspettando che prima o poi la dicesse questa scemenza, invece mi sono reso conto che l'avrei scritta io. Me la potevi dire. Te la potevo dire forse. E quindi fra i tanti pregi, gli dicevo che appunto Paolo vuol bene non solo a Riva ma anche all'italiano ricambiato, e riesce a tratteggiare
anche i comprimari, non solo il protagonista, perché ovviamente Riva notoriamente non giocava da solo. Chi è che ha sofferto di più la presenza in squadra di questa figura così ingombrante e chi invece si è messo più, secondo te, lealmente al suo servizio o al servizio del collettivo, brillando di luce lealmente riflessa? Perché deve essere ingombrante psicologicamente avere in squadra, giocare nella stessa squadra di Gigi Riva. La questione è questa, che Gigi Riva era un amplificatore di potenza, quindi tutto il Cagliari ha beneficiato della sua presenza, compresi quelli che poi se ne sono andati. Roberto Boninsegna è un grandissimo centravanti, centrattacco potremmo chiamarlo, era un giocatore che per forza di cose andava nello stesso binario dove andava Riva, perché di lì passava il gol, e loro si volevano molto bene, si sono anche menati, e c'è stato un momento in cui di sicuro nel 68-69, dopo che Boninsegna prese un paio di pali clamorosi in situazioni in cui avrebbe dovuto segnare, ma soprattutto dopo che si è capito che Riva avrebbe voluto più una grande seconda punta come Gori che non una seconda grande punta come Boninsegna, a quel punto lui doveva andarsene, ma Boninsegna ne ebbe beneficio. Boninsegna andò all'Inter e vinse lo scudetto del 71 e poi vinse altri scudetti con la Juventus. Però non voleva andarci tendenzialmente. No, anche come tutti. Se proprio mi dovete cedere, fatelo all'Inter. Allora, l'Armata Bianca è un caso talmente particolare, talmente spettacolare, che è difficile da raccontare, perché non era un uomo verticale, erano dei capolavori di verticalità. Qua ci sono Adriano Reginato, Riccardo Dessì, che sono persone, c'è Renato Copparoni, che sono persone che ho sentito nel corso delle mie ricerche. Adriano Reginato era un portiere straordinario, che uno che ha un record ancora imbattuto di imbattibilità iniziale in campionato, che forse durerà ancora per tanti anni quanto durerà il record di reti nazionali di Riva. Era straordinario. A un certo punto è arrivato Albertosi, lui è diventato secondo portiere. Noi avevamo, probabilmente, mettiamo il numero 1 e il numero 3 dei portieri italiani all'interno della stessa squadra, ma andava bene a tutti, andava bene anche ad Adriano. Reginato era uno strepitoso portiere, era uno che rendeva facili le cose difficili. Cioè, Albertosi era una specie di Buffon, per dare un'idea, era grandioso e ha fatto una grande carriera. Tutti quanti hanno beneficiato della presenza di Riva, pur essendo Riva uno difficile, uno che ti chiedeva il pallone al piede preciso e che si lamentava se tu non facevi il tuo lavoro di rifinitore. Con Domenghini non è finita benissimo, e a un certo punto si sono allontanati perché c'era un minimo di attrito, perché Domenghini voleva che gli si riconoscesse il valore che aveva avuto per lo scudetto. Quando ritirarono la maglia di Riva allo stadio Sant'Elia prima di una partita della nazionale, Riva prese la sua maglia, si spostò, salutò sì tutti gli altri compagni e andò dritto da Domenghini, che con sua stessa sorpresa era stato invitato a questa serata, e gli disse: avevi ragione, senza di te tutto questo non sarebbe successo. E lì si sono ritrovati e abbracciati. Tutti quanti hanno prima o poi trovato modo di conciliarsi con la presenza ingombrante dell'eroe, perché erano la compagnia dell'eroe, erano coloro che hanno fatto l'impresa, un'impresa talmente luccicante che adesso i bookmaker non la potrebbero nemmeno valutare. Anzi, tu citi una statistica interessante, c'erano più probabilità sì, che venisse allora, rapito. praticamente l'altra impresa quasi paragonabile è quella dello scudetto della Premier League vinta da Ranieri con Leicester, che era data 5.000 a 1 dai bookmaker inglesi,
Io adesso lavoro negli esteri e ai miei colleghi che si occupano di notizie di estero sugli argomenti come per esempio le elezioni americane, dico sempre andate a guardare i bookmaker, perché i bookmaker non sono dei passanti o dei buffoni, è gente che lavora su calcoli molto simili a quelli delle assicurazioni, è gente che per poter vincere, e il banco vince, si fa il calcolo prima, e infatti i bookmaker davano vincente Trump. Per dire, i bookmaker davano 5.000 la vittoria di Ranieri e davano invece a 4.000, quindi una probabilità maggiore, che Tom Cruise venisse rapito dagli alieni. Il Cagliari, lo scudetto del Cagliari, ci fossero stati i bookmaker inglesi, sarebbe stato 10.000, 15.000 non quotato. Cioè una cosa assolutamente impressionante. Ed è per quello, e quella è la misura della incredibile forza di questa impresa. È un'impresa che non ha paragoni, è un'impresa che probabilmente ha guadagnato dalla sua singolarità. Il Cagliari avrebbe potuto vincere almeno 2 scudetti, o forse 3, perché c'è stato lì. E una volta l'infortunio di Riva, un'altra volta qualche colpo di sfortuna e qualche arbitraggio discutibile, gli hanno sottratto la possibilità di 2 titoli. Ma forse se il Cagliari avesse vinto 2 scudetti, adesso noi non staremmo parlando con tutta questa enfasi. Avremmo detto, ma qual era lo scudetto migliore, quello del 69, quello del 70? Ci saremmo divisi, perché c'è anche questo nella narrazione dell'epica, dell'eroismo, che la singolarità è forte, è un'attrazione forte. Quella partita della quale parlavi, io ero uno degli spettatori, inopinatamente, nel senso che all'epoca lavoravo allo sport e mi avevano mandato a fare il cosiddetto pezzo di colore, che è ciò di cui si incarica chi di calcio non capisce niente, e ero sugli spalti. Era un amichevole Italia-Russia e all'ingresso vidi che c'era un neo Graziano Messina, e ovviamente, dovendolo seguire per il giornale, mi sono appiccicato alle costole di Messina e mi sono seduto a fianco. Sembravo uno della mobile praticamente, non l'ho perso l'occhio un istante. A metà della partita cala come un rapace con questo cappottone nero che sembrava davvero uno svolazzare di ali, su di lui Gigi Riva, che era il festeggiato, e c'è questo abbraccio sconfinato, sempre con me in mezzo ai piedi, che insomma stavo lì a sbirciare. Perché tutto questo affetto? Da che cosa nasceva? Non dimentichiamoci che c'è stata una mitologia molto, molto meno sana, diciamo, che si è portata dietro Messina, e in generale il banditismo sardo ai tempi degli anni 70, diciamo. Sì, che poi si è trascinata, mi ha colpito, all'uscita dallo stadio erano più quelli che volevano farsi il selfie con Messina che con Riva a momenti, poi è passata, magari sì, hanno anche cancellate quelle foto, però in quel momento faceva colpo fra il bandito e il campione, la scelta era sì, e il bandito e il campione facevano effetti. Poi si è visto che il campione è rimasto campione e il bandito era davvero bandito. Era doc, diciamo. Però comunque questo rapporto c'era. Sì, c'era. In una trasmissione radiofonica che ha fatto Roberta Mocco, che tra l'altro è qui, Riva e Messina hanno parlato a lungo al telefono, hanno parlato del fatto che Riva aveva mandato delle magliette alla sua squadra di carcerati a Porto Azzurro, per dire. Quindi c'era un rapporto che era legato a questa mitologia che aveva sedotto anche Riva a quel tempo, ma aveva sedotto anche personaggi autorevoli, cioè comunque c'era Gian Giacomo Feltrinelli che era venuto in Sardegna perché pensava di farne una nuova Cuba in un determinato momento, quindi non era solo, diciamo, e Messina gli mandava le lettere, mazzi di lettere, in cui gli raccontava perché lui non doveva lasciare la Sardegna, quanto fosse importante, cioè usava questa sua autorevolezza di bandito latitante, raccontandogli anche
A quella partita c'ero, a quell'altra partita c'ero. Ero vestito da donna, ero vestito da carabiniere, ero vestito, cioè alimentando così anche ovviamente la narrazione su se stesso. Era così. Poi appunto come dici tu, Mesina ha mostrato nel lungo periodo quello che era e Riva pure. Le strade sono ovviamente andate a divergere. Però non c'era solo Mesina a insistere perché lui rimanesse a Cagliari, tu racconti anche un retroscena che è stato detto, ma non è raccontatissimo, che è il retroscena societario in cui si intrecciano sport, petrolchimico, pressione dell'opinione pubblica, necessità di non scontentarla troppo. Come nasce questo cocktail così strano che poi lascia Riva in Sardegna? Quando Riva finisce in un letto d'ospedale per il primo grave infortunio, vengono a trovarli tanti giornalisti, viene Valcareggi a rassicurarlo sul fatto che sarà comunque in nazionale non appena recupera, e viene Angelo Moratti. Angelo Moratti era un uomo d'affari estremamente intelligente e anche un uomo di calcio molto preparato, ed era già legato alle imprese di quella che poi sarebbe stata chiamata la grande Inter degli anni 60. Non si sa cosa si siano detti. Quello che si sa è che quando a un certo punto il Cagliari si ritrovò nella necessità urgente di monetizzare, l'allora presidente Rocca disse: noi non ci possiamo permettere Riva, non ci possiamo permettere di tenerlo e di salvare contemporaneamente le casse del Cagliari. Si aprì una sottoscrizione popolare, si sperava che uscissero fuori i soldi dal pubblico così, come dire, affezionato e rumoroso perché Riva restasse a Cagliari, per tenere insieme la società. In realtà lo stesso Rocca sapeva che era impossibile cavare tutti quei milioni da una sottoscrizione popolare a quel tempo. Forse Barcellona e Real Madrid adesso in Spagna possono fare una cosa del genere. Ma perché c'è già un azionariato popolare in partenza. Sì, e poi perché sono Barcellona e Madrid. Certo. E quindi a un certo punto hanno raccolto 8-10 milioni di 140 che servivano, anzi degli 80 che servivano. Allo scadere improvvisamente compaiono due partecipazioni, una di 100 milioni e una di 40 milioni. Una di Nino Rovelli e la SIR, l'altra di Angelo Moratti, però ovviamente non si poteva dire, perché Angelo Moratti è il presidente dell'Inter. Inter e Cagliari, cioè avere due società è contro qualsiasi regolamento. Il fatto è che Angelo Moratti, sicuramente, perché in quel momento era già nata e cresceva la più grande centrale petrolchimica del Mediterraneo, e in qualche maniera bisognava farla digerire anche ai sardi, che comunque, ricordiamoci, Marghera e Insegna non sapevano che quello potesse essere un danno di qualsiasi tipo per la propria salute in nessuna maniera, perché ancora niente era provato, si poteva intuire al limite, ma non capire davvero. E a quel punto Moratti acquista questo ruolo, cioè decide, si fa un calcolo, questo lo racconta Massimo Moratti dopo, un paio di anni prima di morire, lo racconta il Corriere della Sera. Angelo Moratti chiede: ma quanto vale questo libro? Beh, vale già adesso come minimo 350-400 milioni. Vabbè, è la nostra garanzia, mettiamo i soldi. Li mettono ovviamente sotto nomi non ufficiali e poi fanno vincere lo scudetto, lasciano che il Cagliari vinca lo scudetto, lasciano che la forza della squadra si manifesti nel modo in cui si manifesta. Da questo punto di vista Moratti è stato impeccabile, ha gestito questo evidente conflitto di interessi con la massima equanimità. Quando poi capita che Ivanoe Fraizzoli, anche lui socio in affari di Moratti, diventa presidente e fa lo scambio con Boninsegna,
quello è stato veramente il regalo più grande, nel senso che Leonardo Domenghini, Poli e Gori che hanno sistemato la squadra facendola diventare una macchina per lo scudetto. Moratti compare ogni tanto, si capisce solo dopo. Scopigno viene licenziato perché piscia in un cassetto dell'ambasciata italiana a Washington. La diciamo bene questa, scusa, perché è proprio una questione dove urologia e letteratura si intrecciano. Sì, è una cosa, è tutto strano in questa storia. Direi. Comunque, appunto, Scopigno in quel momento viene bloccato, probabilmente stipendiato da Moratti perché resti Come lì, allenatore tra le due panchine dell'Inter e del Cagliari. Forse ha anche pensato di metterlo nella panchina dell'Inter e poi invece lo ha lasciato tornare a Cagliari successivamente. E questa di Scopigno ormai è tanto conosciuta. Scopigno è uno dei personaggi che nel viaggio dell'eroe fa il mentore di Riva, fa il mentore della squadra. Arriva dopo un sergente di ferro, scusate il luogo comune ma viene più semplice in questo caso, come il precedente allenatore Sandro Cansilvestri, e arriva come padre che dà libertà e responsabilità ai suoi figli e insegna loro a gestirsi da soli, anche nei pacchetti di sigarette, diciamo. Ed era uno che in qualche maniera era nato per smontare la tensione, per diminuire il dramma. E non prendeva le cose troppo sul serio nemmeno lui, no? Questo racconto non si sa bene chi abbia fatto cosa in questa cosa, però si racconta sempre di questa partita molto concitata, vicino ai minuti di recupero. Un giocatore che può essere Cera, può essere Greatti, si avvicina ansante a Scopigno in panca e gli chiede: mister, quanto manca? Lui, che fumava come un caminetto, sbuffa via il fumo dalla sigaretta, alza lo sguardo verso questo povero Cristo sudato e gli dice: a cosa? Chi gli dice un uomo questo? Straordinario. E quindi chiaramente non ha preso nemmeno tanto sul serio questo discorso, ma poi il Cagliari, c'è stato un momento che sappiate che il Cagliari era, ma molti di voi lo sanno, i Chicago Mustangs. Ah sì. Cioè Cagliari improvvisamente diventa Chicago perché le leghe dell'allora nascente calcio americano si incasinano grandemente perché una riesce a recuperare i diritti televisivi e trascina i giocatori americani, ma l'altra è il riconoscimento della FIFA, e quindi chiama in blocco intere squadre dell'Irlanda, dell'Inghilterra, dell'Uruguay e le trasforma in squadre di Chicago, di New York, quindi una squadra uruguayana diventa... Un microfono vicino. Scusate, un giornalista televisivo, francamente. No, ma la verità è che secondo me mi sentono uguale dalle foto. Sì, lo so, però ci tenevo a grazie, hai fatto bene. Tutti i giornalisti della carta stampata sognano di poter dire a un giornalista televisivo il microfono. E quindi si incasinano con la Lega e prego. Se c'è un cassetto, se ti devi sfogare. Vabbè, finisce questa performance dei Chicago Mustangs anche con buoni risultati. Riva non c'era con Insigne che fa le ultime cose, e c'è il party finale all'ambasciata italiana in America. Scopigno, che tra i suoi difetti non aveva quello di essere astemio, voi immaginatevi che cosa può essere la qualità di un bar a un party di un'ambasciata. Chi di noi gli può dare torto? In un determinato momento, evidentemente appunto un po' obnubilato dall'alcol, un po' costretto dalla vescica, cerca un posto e si crea una situazione alla Hollywood Party, cioè il bagno si fa sfuggente nella geografia dell'ambasciata. Lui comincia a cercarlo e a contattare delle persone con discrezione sempre minore, finché a un certo punto
Ci sono varie versioni di questa storia. Chi parla di un vaso di fiori, chi arriva all'iperbole, qua c'è un soppalco, là c'era un terrazzo, qualcuno ha detto che addirittura si è messo a urinare dal terrazzo in testa all'ambasciatore, perché sennò non era abbastanza Hollywood Party. Gianni Mura alla fine crede di poter dire che abbia aperto un cassetto e ciao, beccato. E dice, mentre ancora stava finendo, ovviamente a quel punto chiudono il cassetto, grave. E lui dice che era perfettamente coerente con le persone, che stavo cercando il bagno. Con tutta evidenza non lo ha trovato, ma ha trovato il surrogato, e quindi quella fu la motivazione per cui incidente diplomatico, scuse ufficiali, e il presidente Rocca, che non era proprio simpatizzante di Scopigno, lo caccia, facendo arrabbiare in un colpo solo la piazza, la squadra. Quell'anno va male, va male per tanti motivi. Uno, perché Boninsegna si fa squalificare per 11 giornate, che poi diventano 9. Io non so che cosa abbia esattamente fatto Boninsegna per squalificare per 9 giornate, ma secondo me anche lui ha trovato un cassetto vicino alla cassapanca, perché probabilmente sì. Riva aveva la pubalgia, che ha saltato tantissime partite. La pubalgia è una delle brutte bestie delle malattie professionali dei calciatori, e andò male, e Puricelli, che era il sostituto di Scopigno, fu cacciato, insomma, e tornò a furor di popolo Scopigno. Però appunto lì Moratti mise la manina, perché altrimenti magari Scopigno sarebbe andato da qualche altra parte. Mentre il suo ritorno era il sogno del cassetto, viene a dire, senti, da quanto la stavi preparando? Da prima, forse ce l'avevo nel cassetto, diciamo. Ora, io sono sassarese, giusto a fare coming out. Anch'io sono andato a Sassari, ma poi però, è passato. Tu sei sassarese, ma puoi smettere quando vuoi. E quindi a Sassari ci spiegavano la grande differenza, no? Il cattolicesimo e il paganesimo. Il paganesimo c'hai gli dei che vivono in mezzo agli uomini, li incrociano a volte, anzi anche piuttosto intensamente, semidei, eccetera. Sembravano così cose da sussidiario. Poi mi hanno trasferito a Cagliari e ho visto che è una città pagana, nel senso che Riva gironzolava e veniva visto come un semidio, che è cosa ben diversa da un santo, perché al santo gli chiedi la grazia, gli chiedi di fare. Invece il semidio lo vedi, dici, ok, un semidio, ti fermi, ti stringi la mano, lo ammiri, lo ringrazi. Si può dire che Riva ha tirato fuori il meglio di Cagliari come atteggiamento e il peggio della stampa in certi momenti, perché Paolo Piras racconta anche quando poi anche Riva, l'amato Riva, finisce nel mirino dei gossipari, non tanto di casa nostra, perché l'Unione Sarda è stata omertosa, diciamo, come era giusto che fosse, cioè non ha rotto le scatole a Riva sul suo privato, ma il privato di Riva invece finì nel mirino di quelli che allora si chiamavano rotocalchi, mentre Cagliari ha avuto un atteggiamento, non lo so, nobile. Posso dirlo se non ci sono altri sassaresi in sala. Era molto più progredita di quanto volessero, di quanto fossero in grado di capire gli stessi Brera. Cioè Brera ha detto una cosa probabilmente anche in parte vera, ha detto la Sardegna è diventata italiana per lo scudetto, ma è una cosa che probabilmente noi stessi sardi non tenevamo tanto. Il discorso è Cagliari ha dato a Riva, in generale la Sardegna ha dato a Riva questa cosa che è nella parte più appunto nella parte migliore di noi, la capacità di amare, essere amati ed essere lasciati in pace. Riva ha avuto questo, essere amato ed essere lasciato in pace, ed è stata sicuramente la chiave dell'essere rimasto qui, perché faceva parte anche della sua natura di Lombardo di Lago, di personaggio
difficile con la sua storia personale e con la sua sofferenza. Ecco, quando comparve la cosiddetta dama bionda, appunto, che fu una definizione data dal Corriere della Sera, peraltro non con poca fantasia, visto che sì, il precedente tu lo dici, giustamente coppie della dama la dama bianca. bianca, infatti dovevano essere sicuri che tutti capissero, evidentemente il livellamento verso il basso esisteva già a quel Quindi, tempo. il patto col lettore, quando la chiamiamo dama, Capito? capisce a me. Gomitino, strizzatina d'occhio, Certo. Capito? E fanno tutto questo discorso, raccontano, si piazzano i citofoni, fanno vedere questa donna che lavorava in un negozio di moda e tirano fuori appunto la storia extraconiugale, l'amante. Che anno era? Una parola, Che anno era? era tra il 69 e il 70, fino al 71, tutto questo si è trascinato. E c'era una causa civile di separazione che è venuta proprio a cavallo della legge sul divorzio, evitando che si finisse con il reato di adulterio, che allora esisteva ancora. Del resto il delitto d'onore è esistito fino agli anni '80, quindi l'Italia mostrò lì questa duplicità di natura che era caratteristica di quel tempo, cioè un paese diviso tra coloro che cercavano di trovare una strada verso la modernità, la parità, la capacità di percezione del nuovo, e il prurito, l'occhiolino, il gomitino. Ma non in Sardegna, perché in Sardegna era single, punto, non c'era storia. Non è lì avevano sentito il bisogno di ipotizzare che la cattiva prestazione di determinate partite di Riva in Messico fosse dato dal fatto che questa storia l'avesse spossato. È proprio un film di quelli, commedia all'italiana alla Lando Buzzanti, cioè proprio di quelle cose scritte dal Corriere della Sera, non da Stop. E questo era il livello della gestione di questa storia. C'era bisogno di scrivere la parola scandalo, che suono retro, che adesso cioè a me mi sembra, quando penso alla parola amante o alla parola scandalo mi viene in mente, sai quella Citroen lunga con le frecce dietro le orecchie, lo squalo, come si chiama? Quella, sì, no? Da cui scende una donna in pelliccia, quelle cose proprio con una musica un po'. Questo era più o meno il livello. Cagliari non era così, Cagliari era divisa anche lì chiaramente tra i ben pensanti, tra virgolette, e le persone che erano avanti, però in realtà c'era una modernità spontanea. Come? Esatto. Fondamentalmente sì. Sono cavoli suoi, è una conquista che, come dire, tra sono cavoli suoi e la legge sulla privacy, quanti anni sono passati? Beh, sì, in effetti tanti. Ce n'è voluto parecchio. La Sardegna da questo punto di vista ha mostrato di essere leggermente un passo in avanti rispetto alla pecoreccio, diciamo, più laici di tante altre zone d'Italia. È ovvio che quello che Paolo poi chiama il romanzo di Gigi Riva darebbe altre centinaia di spunti, però noi non possiamo infliggere tutti. Però, insomma, diciamo così, intanto voglio spoilerare il finale: vincono lo scudetto. Perché se no uno resta col fiato in sospeso, invece è giusto che ve lo leggiate serenamente. Alla fine vincono, anzi non alla fine, a metà. In realtà ne vincono 3. Dagli almeno questo dubbio. Certo. Paolo Asimov Piras l'ha decisa così. E c'è tutta una serie anche di altre fasi della vita di Riva, del suo rapporto in qualche modo anche con l'autore, nel senso che poi di riflesso e di rimbalzo ciascuno ha il proprio Riva.
Però da giornalista e da persona che si guadagna a vivere scrivendo, vorrei chiudere chiedendoti quanto è stato difficile scrivere le uniche 2 pagine che io ho saltato perché mi faceva male leggerle, cioè l'incidente del Prater, e quale invece è quella in cui ti sei sentito più, la pagina che scrivendo ti ha fatto più conciliare con il Paolo tifoso, il supporter di Riva e ascoltatore di Fabio. Io ho vissuto peggio tutto il racconto della depressione di Riva, perché la depressione era un tabù nel momento in cui lo stesso Gigi Riva decise di andare a capire, a dare un nome alla cosa che provava. Anche quello non era facile, proprio Per niente. culturalmente. Era un tabù totale, cioè era quasi infangare se stesso, poter ammettere di poter essere contemporaneamente un baciato dalla sorte, un eroe e una persona che poteva soffrire della depressione. Il cammino di Riva risente molto di questo bisogno di appartenenza. E la Sardegna lo ha adottato e gli ha dato questa appartenenza, ma anche questa appartenenza non sempre bastava per placare questa cosa. Il Prater io l'ho visto come una parte del viaggio dell'eroe. Il Prater è stato sicuramente il momento della parabola discendente di Riva, perché da quell'incidente, dalle conseguenze di quell'incidente, e allora l'ortopedia era tutt'altro che una scienza esatta, cioè è uno dei momenti in cui la curva di apprendimento degli ortopedici ha cambiato radicalmente. Se tu pensi che allora si teneva la gamba in trazione, adesso ti insegnano a appoggiarla immediatamente quando tu hai un'operazione, è tutto cambiato, quindi immaginati quanti danni potesse aver fatto a quel tempo. Si sono riverberati sulla caviglia in maniera decisiva. È tutta la parte che ho saltato. Vabbè. E quando poi Riva ha finito la sua carriera, ha finito soprattutto per i postumi di quegli infortuni. Però è vero anche che quelle sono state le prove del campione e fanno parte di quelle prove. Dopo quelle prove Riva è tornato a essere una macchina da gol ed è stato invitato dalla Juventus a far parte del grande festino delle grandi del calcio, rifiutando cortesemente. Quindi il suo eroismo si è dipanato anche lì, e non solo quando ha fatto la sua impresa dello scudetto. Non ho letto niente fino adesso, leggo solo 2 cose, una magari per chiudere, ma se c'è una cosa che mi ha fatto piacere raccontare è stato il momento dello scudetto. Il momento dello scudetto a un certo punto, in maniera assolutamente pedestre, però mi sono messo a raccontarlo anche nella lingua dell'epica, nel senso che appunto l'epica greca è fatta con gli esametri dattilici, da noi vengono tradotti normalmente con endecasillabi sciolti, e c'è una particolare metafora veramente omerica che se solo riuscissi a ritrovare sarebbe tutto più facile. Io non ho gli occhiali, se no ti darei una mano. Sì, perché comunque ci tengo, perché è una cosa particolare, perché non è una cosa mia in realtà, è una cosa che racconto di qualcun altro che è insospettabile. Prima o poi lo troverò. In corsivo, 6 o 7 anni lo riesco a trovare. Eccolo qua. Come un intero popolo che migra, lucente d'armi e carico di forza, che viene dal bisogno e dal valore, e coi suoi carri muove e poi dilaga, e polvere solleva tutto intorno. Così Luigi Riva e la sua armata calavano in avanti tutti uniti, un'avanguardia di popolo in cammino, con la felice arte del pallone che simula un assalto, ma di gioia, nel nome di quell'isola lontana che un po' si sente Italia e un po' diversa. Questa metafora del popolo che migra, dei carri che sollevano polvere, non è mia e non è di Omero, è di Tarcisio Burbic, è di un terzino che si è menato senza pietà con Riva. Qui Riva ha cavato 2 denti con una gomitata e
Burnic, che era un duro come Riva, è andato a bordo campo, ha sputato in un secchio, si è sciacquato la bocca ed è tornato a marcarlo. Ora, chi può essere un giocatore che riesce a trasformare un terzino in Omero? Cioè, quanto può essere potente una gomitata, tra l'altro, che evidentemente no, perché se funziona, certi colleghi miei proviamo, magari imparano. No, è bellissimo anche quello che ha scritto, è insospettabile, no? Non te l'aspetti. Lui ha detto, quando gli hanno chiesto com'era affrontare Gigi Riva, lui ha detto era come affrontare un intero popolo che migra con i carri e la polvere che si solleva. E tu dici, Tarcisio Burnic, poeta epico. Questo è, cioè, là capisco che non è un abbaglio collettivo della nostra popolazione il fatto di assistere al miracolo di questo eroe, ma che Riva era così, era epica che si faceva in campo. E allora abbiamo imparato che un terzino può fare poesia, un giornalista può fare letteratura e che un cassetto a volte può essere sorprendente e che si può presentare un libro anche senza gli occhiali a lettura. Grazie Paolo Piras e grazie a tutti voi. Grazie a Celestino Tabasso. No, aspetta, scusa, c'è il colpo di scena, erano sotto il cappello. Meglio sotto il cappello che nel cassetto. Grazie a Celestino Tabasso che presentò a suo tempo il primo e unico libro che ho scritto prima, quindi è praticamente a questa cadenza decennale in cui deve fare questa cosa. Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato a fare questa cosa, soprattutto a Liberos e Entula che mi hanno voluto e che hanno aiutato a raccontare questa cosa. Io ho provato a dire delle cose cui tenevo, speriamo che vi piaccia e che queste cose arrivino.